Sportivi siciliani di TVM Palermo, ben trovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Il consueto spazio del giovedì per parlare sempre di calcio dilettantistico siciliano, ma in modo particolare dei 4 gironi del campionato di promozione, ma anche dei 6 gironi del campionato di prima categoria. Partiamo con la puntata e partiamo subito con il girone A di promozione. Sesta giornata di ritorno, subito il tabellino dei risultati. Parmonval batte il Carenze 4-0, Cus Palermo Bagheria Calcio 1919 1-1, Partini Caudace batte Alba Alcamo 1928 2-1, Città di San Vitolo Capo batte Gemini Calcio 5-1, Giardinellese batte Empedoclina 4-1, rinviata la partita Camarat San Giorgio Piana ed infine Marsala batte Casteltermini 4-0. Con il rinvio della partita Camarat San Giorgio Piana, il Città di San Vitolo Capo balza in vetta. Eccola qua la classifica. Città di San Vitolo Capo 39 punti, 38 San Giorgio Piana, 35 Parmonval e Bagheria 1919, con 34 Gemini Calcio, 33 Marsala, 29 punti Cus Palermo, 26 Partini Caudace, 25 Camarat, 23 Alba Alcamo 1928, con 20 punti il Casteltermini, 15 Empedoclina, 14 Giardinellese, 0 punti il Carenze. Appassionati di calcio, il più cordiale buon pomeriggio dal Nino Lombardo Angotta di Marsala, dove tra qualche istante vi teletrasmetteremo l'incontro di calcio tra il Football Club Marsala e il Casteltermini. E adesso è tutto pronto per Marsala Casteltermini, il fischio d'inizio da parte dell'arbitro Vito Bono sul pallone. Lo mette al centro, il colpo di testa, la deviazione e la rete. Marsala subito in vantaggio, il gol su una indecisione del portiere e la rete di Iannotti. La difesa del Casteltermini con qualche difficoltà, Ceias gli viene sottratto il pallone, adesso il Marsala può andare sul fondo, il colpo di testa e c'è il raddoppio per gli azzurri che si vanno ad abbracciare. Cambia ancora il punteggio con la seconda marcatura lilibetana. È tutto pronto per la battuta di questo corner con Iannotti. Pallone sul primo palo e arriva la terza marcatura, ha segnato Marchese. Ancora una distrazione difensiva con Marchese che ha bucato Fernandez. Genesio, pallone centrale per Iannotti, scodellato al centro, bucata la difesa e poi c'è il gol di Carlo Rallo. Incertezza difensiva, Carlo Rallo aveva sbagliato in un primo momento il controllo, ma poi è riuscito a bucare Fernandez per il provvisorio 4-0 qui al Nino Lombardo Angotta. Casteltermini che può attaccare con questo pallone centrale, poi ancora Ceias che libera il tiro che termina sul fondo, ma grazie all'intervento di Barbera la signora Scalzo dà la conclusione al match con il suo triplice fischio. Il Marsala batte il Casteltermini con un rotondo 4-0. Certamente siamo, diciamo così, in un momento di spartiacque molto importante per quanto riguarda la classifica. Abbiamo accorciato, come mi dicevano, rispetto a quelli che sono davanti a noi, soprattutto al Gemini, dove abbiamo risucchiato 3 punti. E domenica sinceramente è stata una partita un pochettino particolare, che potevamo benissimo vincerla o anche pareggiarla.
Però il calcio è questo, abbiamo incontrato un campo in pessime condizioni, altre situazioni che si sono venute a creare, una serie di circostanze che ci hanno penalizzato. Io non mi lamento mai, però domenica sinceramente ci hanno penalizzato. Oggi abbiamo trovato una squadra, non è male come squadra, davanti hanno 2 o 3 giocatori molto rapidi, molto veloci, che in alcune circostanze ci hanno messo anche in difficoltà, però oggi si è vista la squadra bella, lucida, pimpante, vogliosa, aggressiva, diciamo come piace a me, insomma, con un carattere forte. Si vedeva che il Marsala aveva voglia di vincere di più di noi. Noi, ripeto, a parte ha condizionato, anche il gol abbiamo preso subito, potevamo pareggiare subito, è stato un nostro giocatore che si è lanciato verso la porta, ha fatto un pallonetto, però dico, il Marsala ha vinto meritatamente, noi dobbiamo fare mia colpa perché non si può venire qua e magari non capire che questo campo ci vogliono delle scarpette adatte. Questa secondo me è stata anche la visione generale della partita. Un buon pomeriggio a tutti amici appassionati di calcio dilettantistico, in diretta dal Giorgio Matranga di Castellammare per commentare tutti insieme la partita valida per la 19ª giornata del girone di promozione siciliana tra Alba Alcamo e Partinica Audace. E inizia adesso ufficialmente Alba Alcamo contro Partinica Audace, palla giocata in mezzo e colpo di testa, il primo della partita, rincorsa lunga per battere le rimesse laterali, pallone arriva ad Amico, anticipato, poi scrozzo di testa a prolungare l'azione del Partinica Audace. Maranzano, molto bene per Butera, colpo di testa intercettato da Misseri, scrozzo, trama pulita del Partinica Audace, ma occhio alla pressione dell'Alcamo e altro tiro in porta dei biancorossi, parte Viscuso col destro, è stata una buona conclusione in 2 tempi. Misseri, verticale, lunghissima questa palla per D'Amico, rischia tantissimo l'Alcamo e poi D'Amico addirittura con una rovesciata. Scardina prova ad andare, Scardina al cross per Butera, la palla arriva Longo, tutto solo e il gol di Longo lo sblocca il Partinica Audace. Una partita molto complicata che andrà a battere Scrozzo, palla per D'Amico e anche a lui fa il 4º gol personale in campionato, il gol dell'ex e raddoppio del Partinica Audace, fondamentale il suo apporto nei calci piazzati. Occhio a questa conclusione di Ammoscato e sulla ribattuta arriva il 2-1 e triplice fischio del direttore di gara che mette fine a questa partita. Torna a vincere la squadra di Abenante dopo un pareggio e una sconfitta. È la volta adesso del girone B. Anche qui, 6ª giornata di ritorno, subito il tabellino dei risultati. Aluntina Sant'Angiolese 0-0, Città di Galati Promende Calcio 0-0, San Fratello batte Nuova Azzurra Fenice 2-0, Aquila Gioiosa 1-1, Città di Mistretta Lascari Cefalù 3-3, Nuova Rinascita batte Atletico Messina 2-0, Rosmarino batte Valle del Mela Calcio 4-2. Ritorna alla vittoria il Rosmarino che continua ad essere leader in questo girone B del campionato di promozione. Rosmarino 43 punti con 40 Città di Mistretta, 39 Gioiosa, con 34 Aquila, 29 punti Nuova Rinascita, con 25 Lascari Cefalù, San Fratello e Città di Galati, 23 punti Valle del Mela Calcio, con 22 Aluntina, 20 punti Sant'Angiolese, 18 Promende Calcio, con 17 Atletico Messina, chiude la classifica Nuova Azzurra Fenice con 8 punti.
L'attesa sfida in chiave playoff tra Aquila Bafì e Polisportiva Gioiosa finisce in parità. Ci prova subito l'Aquila con Amato che da fuori al 16° costringe Rubbio all'intervento in tuffo, ma sul ribaltamento di fronte è il Gioiosa a passare quando Balde si destreggia bene in aria e col destro mette alle spalle di Foti il vantaggio per i suoi e che gli vale come 18° sigillo in campionato. L'Aquila non ci sta, cercando subito la via del pareggio. Al 22° Pergolizzi riprende la respinta di Rubbio e di testa non c'entra lo specchio della porta, mentre 7 minuti più tardi Cariolo in tuffo di testa non riesce ad indirizzare in rete il cross di Maisano. Il pareggio per l'Aquila sembra cosa fatta al 34°, ma un super Rubbio dice di no al tentativo acrobatico di Cariolo. Insiste la formazione di casa e 4 minuti dopo il colpo di testa di Matai deviato sfiora la traversa. Bafiesi che al minuto 44 reclamano anche un rigore per un presunto fallo di mano di Balde, l'arbitro lascia giocare. Poi al 47° Gioiosa in 10 uomini, espulso Martinez per doppio giallo e nella ripresa i padroni di casa provano a sfruttare l'uomo in più con le conclusioni di Di Santoro al 51° che chiama Rubbio alla parata, Di Bella 3 minuti dopo la cui botta a colpo sicuro trova il muro Granata e Di Dan su punizione respinto in tuffo da Rubbio. L'estremo Granata si ripete anche al minuto 71 mettendo in angolo il sinistro di Laquidara. Gli sforzi dei locali vengono premiati però al minuto 77 quando il signor Corvaglia giudica falloso l'intervento in aria di Mazzuff su Cariolo, indicando il dischetto tra le proteste Granata. Dagli 11 metri lo stesso Cariolo non sbaglia il gol dell'1-1 e che gli vale come 6° centro in campionato. Nonostante ciò il Gioiosa avrebbe subito la chance per riportarsi in vantaggio quando il fischietto di Catania concede penalty ai Granata per l'intervento di Matai su Balde, ma dal dischetto lo stesso Balde centra in pieno il palo. Gara che nel finale si complica ancora di più per il Gioiosa quando viene espulso anche Diouf per doppia ammonizione, con i Granata in 9 contro 11. E in pieno recupero l'Aquila tenta l'assalto disperato, ma prima il destro di Cariolo scheggia la traversa, poi il tentativo di Pergolizzi al 97° è deviato in angolo da Biondo ed infine il diagonale di Di Santoro un minuto più tardi sfiora il palo alla destra di Rubbio. L'Aquila sale in classifica, quota 34 punti e si conferma al 4° posto, mentre la Polisportiva Gioiosa si porta a 39 e rimane in terza posizione.
Mister, dopo la vittoria contro il Città di Galati ed il pareggio con la Sant'Angiolese, altra meritata vittoria conquistata dopo una partita giocata bene. Sei contento di tutto ciò? Sì, no, vabbè, ma logicamente anche dopo le prime 3 sconfitte, ragazzi, gliel'avevo detto, di stare tranquilli, stare sereni, perché quando tu perdi senza meritare di perdere significa che la squadra c'è. Il calcio è fatto di episodi. Le prime 3 partite sono stati tutti episodi negativi a nostro sfavore e pian piano ci siamo ripresi, siamo andati a fare punti dove magari nessuno se l'aspettava, come Galati e Sant'Angelo, e oggi siamo ritornati in casa a vincere dopo tanto tempo, perché le statistiche dicevano che abbiamo fatto più punti fuori casa che in casa. Questo per farvi capire che un allenatore come me, che ero quando giocavo difensore, tutti magari si potevano aspettare che potevo essere un difensivista, noi giochi in casa o fuori casa giochiamo sempre alla stessa maniera, giochiamo solo per vincere, perché come dico sempre ragazzi, il punto non serve a niente, perché se tu consideri 2 partite, 2 pareggi sono 2 punti, una sconfitta e una vittoria sono 3 punti, quindi è sempre meglio vincere. I pareggi sono poca roba, si deve cercare poco, magari tutte le partite quando hai bisogno di qualche punto per muovere la classifica, oppure perché magari devi salvare, allora vai a cercare il pareggio. Noi in questo momento siamo in una posizione di classifica tranquilla, quindi da questo punto di vista magari abbiamo più tranquillità per poter giocare a calcio. I ragazzi ho cercato sempre di lasciarli nella loro tranquillità, di lasciarli tranquilli, di non chiedergli pressioni, anzi da questo punto di vista siamo fortunati perché abbiamo una società che non ci fa pressioni. La classifica giustamente anche dopo le 3 sconfitte è rimasta sempre quasi invariata, e quindi la tranquillità di non avere gente che ci superava in classifica non è stata così brutta, che ci poteva portare nelle condizioni mentali negative. Quindi abbiamo sempre lavorato con tranquillità e umiltà, sapevamo che non meritavamo di perdere le 3 partite e che sicuramente le cose cambiavano. Ho detto ai ragazzi che le cose però le dobbiamo fare cambiare noi con la positività, così è stato, e oggi ci godiamo anche quest'altra vittoria. È la volta adesso di parlare del girone C. Finisce in parità lo scontro diretto Belpasso FC 2014 Real Aci. Guardiamo comunque tutto il tabellino dei risultati. Città di Aci Catena batte Ace Galatea 2-1, Caggi RSC Riposto 1-1, Belpasso FC 2014 Real Aci 1-1, Real Suttano batte Città di Calatabbiano 2-0, Città di Aci Sant'Antonio batte Sant'Alessio 3-1, Nicosia batte Villarosa 4-0 ed infine Valdinisi Calcio Santa Domenica Vittoria 3-3. Sono 4 i punti di distacco del Real Aci nei confronti del Nicosia, pertanto la squadra acese continua ad essere leader nel girone C del campionato di promozione. Guardiamo la classifica. La squadra di Manca al primo posto con 45 punti, con 41 Nicosia e Città di Aci Sant'Antonio, 37 Belpasso FC 2014, 36 RSC Riposto, con 26 il Villarosa, 23 punti Valdinisi Calcio, Sant'Alessio e Ace Galatea, 22 Santa Domenica Vittoria, con 19 il Real Suttano, 14 il Caggi, con 8 punti Città di Aci Catena e Città di Calatabbiano. Dopo le vittorie con Valdinisi e Villarosa, trasferta molto insidiosa per i Real Aci che fa visita al Belpasso. Ottimo approccio alla partita dei Granata, Egitto, allontana. Poi arriva Cannone di prima intenzione, serve De Emanuele che alza la testa in verticale da Carbonaro, intercetta Egitto, irrompe Mongelli. Mongelli va subito in porta, facile per Colonna. Minuto numero 7, punizione interessante affidata a Strano. Strano la mette in mezzo per Carbonaro di testa. De Carlo la tiene viva, ancora Carbonaro che prova l'acrobazia, ma anche il pallone. Arriva Toparchio col destro che la mette all'angolino e sblocca il punteggio al Nuccio Marino. Il Real Aci è già in vantaggio col primo gol di Alfio Tomarchio in maglia granata. La dedica per la compagna Carla in dolce attesa. Colpito a freddo e Belpasso prova una reazione, qui rimessa lunga. Di petto Cannone, poi sbaglia Strano, intercetta Tirri che la dà subito a Montalto. Montalto in aria, cade a contatto con De Carlo. Ed è simulazione di Montalto. Simulazione di Montalto. Questo è il contrasto De Carlo Montalto. Mezz'ora di gioco. Punizione affidata a Cannone che va in profondità. C'è il libero De Emanuele che può correre a sinistra. De Emanuele la mette all'indietro per Carbonaro. Il tacco per Mongelli. Di poco al lato. Padrone di casa minacciose di inizio ripresa. Qui Luca su punizione.
La mette sul secondo palo verso il gitto di testa per Lupo che sotto porta pareggia i conti. Il Belpasso dopo 5 minuti della ripresa ha già pareggiato. Reale che prova subito a tornare in vantaggio, calcio d'angolo, lo batte Strano al centro, tocca Colonna, sfiora anche Meli, pericolo per il Belpasso. 63esimo, ancora una punizione, ancora Strano sul pallone, sul secondo palo per Mongelli, la palla finisce alle mura il sinistro, deviato in calcio d'angolo. Dalla bandierina va Strano, in mezzo, Colonna male con la mano e poi Milizia ci mette una pezza ed evita l'autogol clamoroso. Proprio manca un'opportunità per consegnare i 3 punti al Real, manca su punizione, devia ancora Milizia. Finisce 1-1 al Nuccio Marino, il Real Aci non riesce a superare lo scoglio Belpasso che allunga così la sua striscia di imbattibilità arrivata a quota 10. Un punto che può lasciare dei rammarichi a Granata visto l'immediato vantaggio, ma che comunque è sicuramente un buon risultato dato il calibro dell'avversario. Una squadra che in casa ha fatto bene, una squadra che gioca bene, una squadra che ci ha aggredito tantissimo. Diciamo che tutto sommato sì, sicuramente dopo che siamo passati il vantaggio potevamo anche avere la possibilità di poterla chiudere con Mongelli la partita, però purtroppo abbiamo sbagliato e niente, poi abbiamo un po' sofferto e alla fine penso che sia anche giusto il pareggio. Loro hanno i mezzi per poter cambiare una partita fino all'ultimo minuto, hanno giocatori in panchina che fino all'inizio di quest'anno giocavano in CND, quindi ci sta che loro ribaltano le partite fino alla fine perché hanno una grande squadra. Ripeto, all'ultimo sì, gli ultimi 10 minuti abbiamo stretto i tempi, abbiamo stretto le maglie e alla fine secondo me il risultato è giusto. Non voglio nemmeno parlare dell'episodio rigore e uno rigore perché alla fine gli arbitri sbagliano da una e dall'altra parte. Oggi diciamo che l'episodio che condanna noi a vista di tutti, magari ci saranno le immagini che possono testimoniare, però io non vado a contestare quello perché secondo me il pareggio è stato il risultato più giusto. Le vittorie contro Polisportiva, Sant'Alessio e Ace Galatea hanno sortito gli effetti sperati. La salvezza non è poi così lontana per i giallogranata che ospitano nell'anticipo del Valentino Mazzola la RSC Riposto, quinta in classifica ed in piena bagarre playoff. Scorgiamo l'11 iniziale scelto dal mister Adornetto tra i pali vecchio, Santitto, Bambara, Adriano Mannino, Dallura, Scalisi, Saglimberi, Costanzo, Mazza, Iannello e Di Natale. Dirige la sfida Marco Mirabile di Palermo, assistito da Pietro Quartaronello ed Enrico Oteri di Messina. Immagine a cura di Francesco Morabido. Si gioca sotto un vento veramente burrascoso al Valentino Mazzola, completo giallo-granata per il Caggi, maglia biancorossa, strisce orizzontali invece per l'est. Riposto, prima occasione dopo 10 giri di orologio con il retropassaggio errato che arriva a Di Natale, potrebbe sfruttare l'occasione ma calcia male alla destra e la porta difesa da Cisterna. Risponde al quarto d'ora l'RSC Riposto, lancio lunghissimo per Tornitore a tu per tu con Vecchio, parata da portiere di hockey del numero 94 del Caggi, che al giro di boa della prima frazione di gioco si rende ancora pericoloso con la palla recuperata da Di Natale, sgancia un gran destro dalla distanza, Cisterna si lancia e prega. Ora è una vera e propria tromba d'aria quella battutasi sul Valentino Mazzola. Al 35esimo però si rompono gli equilibri, Scalisi tiene in campo il pallone, riesce a servire Di Natale, il quale a sua volta a rimorchio per Lanzoni con il mancino a giro, Cisterna impassibile, Caggi in vantaggio. Che azione dei ragazzi di mister Adornetto che va ad abbracciare proprio Lanzoni. Prima del duplice fischio però fraseggio sulla destra dell'RSC Riposto, cross dentro per Puglisi che non trova l'appuntamento con la sfera. Ultima emozione della prima frazione di gioco con gli ospiti che ci provano per 2 volte, ma prima la difesa e poi Vecchio riescono a neutralizzare i tentativi Etneiva. Così in archivio la prima frazione di gioco, Caggi avanti grazie alla marcatura al minuto 35 ad opera di Lanzoni. Passiamo con le nostre immagini al film della ripresa dopo 3 minuti al rientro in campo delle formazioni, cross messo dentro, palla che sbuca per Alessio Emanuele che calcia fuori e porta vuota. 55esimo, punizione calciata bene, Vecchio in grande stile
maschile, si tuffa alla propria destra all'ora di gioco, Bambara di testa prova a mettere in moto Scalisi, che per poco con questa parabola, aiutato anche dalle forti raffiche di vento, non beffa l'estremo difensore Cisterna. Primo cambio intanto con Campanella che rileva Mannino al minuto 74, un minuto più tardi Costanzo per Scalisi, molto mobile nel tandem offensivo, serve Di Natale, restituisce la sfera al numero 9, non riesce a stoppare bene, se lo allunga un po' come Dusan Vlahovic in Juve Inter, non riesce a battere a rete, si resta allora sull'1-0 con l'RSC Riposto che ha l'occasione di rientrare in partita con una conclusione da fuori, l'ennesima di questa partita giocatasi molto sulle seconde palle. Il mancino sorvola di un paio di metri la trasversale, la porta difesa da Vecchio, minuto 81, corner battuto corto, la sfera dopo un paio di fraseggi ritorna sul binario mancino, sfera messa dentro da Tornitore che si divora il gol del pareggio, era comunque tutto fermo per posizione di offside. Minuto 83, tocca a Ricci nel luogo di Campanella all'85esimo, punizione di Palazzolo per l'inserimento di un compagno, la sfera ancora una volta non inquadra però lo specchio della porta. Nel finale scampoli di gara anche per lo Iacono e Alaimo in luogo di Di Natale e Bambara, arriva la beffa però al minuto 90, la sfera viene spizzata infatti per Giacomo Fisichella, arpiona il pallone con un destro e glaciale a battere Vecchio e fare 1-1 al Valentino Mazzola, pareggiato l'iniziale vantaggio di Lanzoni nel primo tempo proprio allo scadere da Giacomo Fisichella. Resta comunque un buon punto per il Caggi, un po' di amaro in bocca per come è arrivato nel finale. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.
E adesso chiudiamo il campionato di promozione presentando il girone D. Anche qui si è disputata la sesta giornata di ritorno, guardiamo i risultati. SC Palazzolo, Priolo Gargallo 0-0, Mister Bianco Calcio batte Megara 1908 4-1, Pro Ragusa batte Vizzini 3-1, Scicli batte Frigentini 1-0, Città di Avola 2020 batte Basca Lucia San Pio X 6-0, Vittoria batte Villaggio Sant'Agata 5-0, Città di Canicattini batte Virtus Ispica 2020 3-0. Anche qui continua un testa a testa, il Vittoria che continua ad essere leader ed il Città di Avola 2020 che insegue. La classifica vede il Vittoria con 49 punti, 47 Città di Avola 2020, 41 Priolo Gargallo, con 35 il Vizzini, 32 punti SC Palazzolo e Megara 1908. Con 29 il Frigentini, 27 Pro Ragusa, 25 Mister Bianco Calcio, 24 Scicli, 15 punti Villaggio Sant'Agata, con 11 il Città di Canicattini, 8 punti Mascalucia San Pio X, chiude la classifica la Virtus Ispica 2020 con -1. Non è stato facile perché veramente loro era una squadra tosta, una squadra forte, all'inizio ci hanno messo veramente in grosse difficoltà, poi abbiamo cambiato qualcosina, abbiamo trovato le misure, i ragazzi sono usciti fuori, non era facile perché giocare contro una squadra del genere, andare sotto in svantaggio, i ragazzi hanno avuto una grande reazione, quindi grande merito a loro che ci hanno creduto e sono contento per loro perché se lo meritano. Anche nelle partite precedenti avevamo fatto delle buone prestazioni, abbiamo giocato con squadre comunque forti perché Avola e Vittoria stanno dimostrando il loro valore, ma anche il Vizzini è una squadra di tutto rispetto, quindi è una vittoria meritata e ce la prendiamo tutta contro una grande squadra sicuramente. Oggi ce la siamo meritata, ovviamente sulla carta arrivava la quarta, gente importante, loro un'ottima squadra. Ma noi non siamo da meno, purtroppo sarà la gioventù di questa squadra perché c'è un'età media molto bassa, non raccogliamo spesso quello che seminiamo. Oggi penso che sia stata nel piccolo, tra virgolette, un po' la partita perfetta perché abbiamo fatto gol su azioni, su cose che lavoriamo durante la settimana e questo penso che sia una cosa stupenda. Lo stesso gol che abbiamo fatto il mio gol che è partito da uno schema, sì, uno schema che proviamo e riproviamo, poi quando capita che in partita riesce sia lo schema sia le giocate, fanno piacere e ti fanno capire che lavori bene e ti spronano a lavorare così ancora di più. Ovviamente noi per dare un senso a questo campionato ce la stiamo giocando con tutti, ovviamente proviamo a raccogliere il massimo possibile, anche perché fin quando la matematica non ci condanna, perché no, sognare non costa niente ed è bello. Sarà difficile, ma noi puntiamo a divertirci innanzitutto, perché ancora non è detto, ma già allontanarsi da giù, dalla parte inferiore della classifica, ci fa stare meglio, ci fa stare bene, sereni. E poi ripeto, come ti ho detto, sognare non costa niente, proviamo a fare meglio dell'anno scorso, ecco. Bene, con il 3-1 di oggi abbiamo raggiunto l'obiettivo della società che era la salvezza. Perché non sognare, possiamo sicuramente arrivare ai playoff. Questo dalla prossima settimana sicuramente lavoreremo appunto per raggiungere questo, secondo me, un risultato che con la squadra che abbiamo possiamo meritare. Complimenti oggi all'arbitraggio, sicuramente un arbitraggio corretto, preciso, ma complimenti vanno anche al Vizzini e al nostro Pro Ragusa per appunto aver giocato una bella partita. I complimenti vanno anche al mister Nigro perché sicuramente mette bene in campo i ragazzi. Sicuramente una squadra che è fatta da tanti giovani che la prossima settimana incontreranno il Vittoria, lunedì prossimo incontreranno il Vittoria, nella speranza di poter raggiungere anche lì l'obiettivo che è sicuramente l'obiettivo di poter vincere il campionato.
Dopo lo spazio dedicato al campionato di promozione, adesso parliamo di prima categoria e lo facciamo con il rullo comprendente i risultati, le classifiche dei 6 gironi di questa stagione. La partita è stata combattuta perché abbiamo trovato una squadra che ha combattuto fino all'ultimo per cercare anche loro di portare la vittoria in casa. Noi nel frattempo dovevamo cercare anche noi di vincerla per metterci fuori dagli inseguitori nostri. Io credo che la partita sia giusta, il pareggio sia giusto, sono state due squadre che hanno fino all'ultimo lottato e credo che questo è il risultato più giusto. Quell'andata in scena alla Iarrisi De Pasquale non è stata una bella gara, con i locali che sfiorano subito il vantaggio dopo 4 minuti quando Calabro di testa coglie in pieno la traversa. La risposta della formazione di Mazzarà Sant'Andrea arriva nel finale di frazione. Ci prova per primo Grasso al 35esimo, ma il suo sinistro dal limite si perde di poco sul fondo. Poi al 41esimo Calderone da fuori trova un super intervento di Fazio a negargli la gioia del gol. Ed infine un minuto più tardi Fazio respinge il tiro ravvicinato di Pugliafito e sul proseguo dell'azione Tripi col destro a giro centra in pieno il palo. Nella ripresa torna a spingere il Rodi Milici e in apertura Torre serve Gambera, il cui piattone col destro non c'entra lo specchio della porta. Al 57esimo rossoblu che reclamano un calcio di rigore per un presunto fallo di mano, ma il direttore di gara lascia giocare tra le proteste dei locali. Nel finale però è lo Stefano Catania ad avere al minuto 81 la chance per portare a casa la vittoria, ma Ragusi, dopo aver scartato anche il portiere in uscita, calcia incredibilmente a fil di palo. Quindi sul ribaltamento di fronte i padroni di casa si rendono minacciosi con l'ottima giocata di Gabriele Torre, che entra in area da sinistra e mette in mezzo, non trovando però nessuno alla deviazione vincente. Il Rodi Milici sale in classifica a quota 16 punti e aggancia alla quart'ultima posizione, mentre lo Stefano Catania si conferma a metà classifica con 23 punti. Il Riviera Nord firma l'impresa nella sesta giornata di ritorno del campionato di prima categoria, batte la capolista Monforte con un gol in pieno recupero di Rossano, infligge ai neroverdi anche la prima sconfitta stagionale dopo ben 26 gare giocate tra campionato e coppa e si conferma al terzo posto in classifica nel girone C. Un match che i biancorossi mettono subito in discesa dopo 4 minuti, con Giovanni De Marco che raccoglie il cross dalla sinistra di Nico Cia e di testa anticipa Celona per il vantaggio Riviera e che gli vale come 18°
28esimo sigillo stagionale. Il Monforte non ci sta e 4 minuti dopo sfiora il pareggio con una sassata di Venuti che si perde di poco al lato, ma al minuto 8 è ancora il Riviera a fare centro quando Doddis da posizione defilata trova l'angolo alla sinistra di Celona per il raddoppio biancorosso, mentre per Doddis si tratta della prima rete stagionale. Al 20esimo i locali perdono per infortunio il capitano Ciccio Calcagno, sostituito da Raffa. Al 25esimo però il Monforte accorcia le distanze grazie a Tricamo che da pochi passi corregge in rete il colpo di testa di Milano, firmando così il suo primo centro in maglia neroverde. Gli ospiti ci credono, ma prima Dama di testa manda sul fondo il cross di Venuti e poi Dall'Oglio da 0 metri sciupa il pareggio, concludendo tra le mani di Raimondi. Nella ripresa insiste la formazione di Cambria e così dopo la botta di Dama bloccata dal portiere il Monforte acciuffa il pareggio proprio con Dama che controlla e col destro non lascia scampo a Raimondi per il gol del 2-2 che gli vale come 21esimo sigillo in campionato, che lo proietta nuovamente in testa alla classifica cannonieri insieme a Lio Rotella del Torre Grotta. A questo punto la capolista tenta di portare a casa la vittoria ed è prima Venuti con un destro a giro a sfiorare il bersaglio grosso, mentre al minuto 66 la doppia conclusione di Dama e Venuti trovano le decisive parate di Raimondi. Pochi minuti dopo i neroverdi troverebbero comunque il gol del vantaggio con Murò che di testa mette in rete il cross di Venuti, ma il signor Vecchio annulla tra le proteste degli ospiti per un dubbio fuorigioco. Il Riviera però si potrebbe riportare in vantaggio al minuto 86, ma Giovanni De Marco da pochi passi spara alto sulla traversa. Così nel finale, dopo che il Monforte accarezza il gol vittoria al 91esimo con la solita conclusione a giro di Venuti che si perde larga non di molto, al minuto 95 invece il Riviera ad assestare il colpo letale quando Rossano raccoglie il servizio di Nicocia e con un colpo di testa in tuffo mette alle spalle di Celona, facendo così Riviera 3, Monforte 2 e per Rossano è la 14esima rete stagionale. Nei secondi conclusivi assalto disperato del Monforte per raggiungere il pareggio, ma un super Raimondi dice di no al destro di Venuti e sulla ribattuta Sciliberto spara alto sulla traversa. Con questa sconfitta alla prima stagionale il Monforte si conferma comunque al primo posto in classifica con 50 punti, mentre il Riviera sale a 42 in terza posizione. Ritrovare la vittoria, la Crongera è di scena al Comunale di Mascali con questo obiettivo per mettersi alle spalle l'eliminazione in Coppa Sicilia e il pareggio dei bianchi contro l'Atletico Biancavilla che ha permesso ai inseguitrici di avvicinarsi in classifica. Non sarà facile conquistare la casa della Virtus Etna, sesta in graduatoria, che all'andata fu superata dai Geresi solo allo scadere con un autogol. Buona partenza degli ospiti che qui recuperano palla con Bozzanga, che va subito in verticale da Sottile, Sottile dalla tre quarti, prova il destro, facile per Maccarrone. Fazio, manovra verso Occhione, che la cede a Bozzanga che ha spazio per impostare. Bozzanga, bello il filtrante per Palermo, Palermo salta un avversario, ne salta un secondo, entra in aria, Palermo il mancino, un super gol, Simone Palermo, il Giarra è già in vantaggio dopo soli 10 minuti con la quarta rete in campionato di Palermo. Padroni di casa subito sotto ma che provano un'immediata reazione, Ventaloro allarga per La Piana, a vuoto Patanè, La Piana, punta Occhione, lo salta, entra in aria, La Piana il destro, alto sopra la traversa. Match che continua ad essere giocato a buon ritmo. Occhione per Varrica di prima intenzione, allarga su Ragonese, uno sguardo in mezzo, il traversone a vuoto Palermo, testa di Varrica, blocca Maccarrone, calcio d'angolo per il gialloblu, lo batte Bozzanga che va in aria verso Occhione, alto da dentro l'area piccola. 34esimo, punizione per la Virtus, la batte Finocchiaro che va direttamente all'interno dell'area, al volo La Piana, splendido gol all'improvviso, batte Caruso e pareggia i conti al Comunale di Mascali. Sugli ali dell'entusiasmo attaccano ancora i padroni di casa, qui Romeo fermato da Palermo che può partire in contropiede, alza la testa e vede Varrica, lo serve, Varrica va all'1 contro 1 con Leonardi, Varrica accelera, lo stende Leonardi, calcio di rigore per il Giarre, calcio di rigore per il Giarre, dal dischetto va lo stesso Varrica,
Parte Varica che non trova la porta, clamoroso errore, si resta sull'1-1. Scadere del primo tempo, Bozanga, bella palla per Giuffrida che è libero di controllare sulla tre quarti. Giuffrida salta un avversario, Giuffrida, la conclusione da fuori, non trova il bersaglio. In avvio di ripresa ci prova ancora il Giarre, sottile, all'indietro da Fazio. Fazio attaccato da Locerto che gli porta via il pallone, può partire il contropiede della Virtus Etna. Locerto scarico sulla Piana, la Piana in aria, la Piana! Clamorosa palla gol per il vantaggio. Serve imprevedibilità all'attacco del gialloblu, dentro Luigi Marino, fuori Giuffrida. Maccarrone, va al rinvio lungo. Testa di Occhione, poi Gulisano a duello con Leonardi. Mette ordine Marino, il suggerimento per Varica, Varica in aria, Varica il destro! Maccarrone, occasione colossale per il Giarre. E l'ultima chance per Varica che lascia il campo. Al suo posto entra Giulio Maccarrone. Sottile sulla sinistra, va all'1 contro 1, salta Fichera, la mette in mezzo per Marino, il controllo col petto, Marino prova a girarsi, Marino il destro, fuori il bersaglio. Corner per gli ospiti, lo batte Sottile e va in mezzo, sempre per Occhione, sempre alto. Minuto 86, Maccarrone per Palermo, salta un avversario, forse fermato con un fallo, si prosegue, Gulisano allarga a destra verso Bozanga. Bozanga si affida a Marino, 1 contro 2, Marino la giocata, steso in aria, ancora calcio di rigore, fallo di Cipolla su Marino. Dal dischetto stavolta va Sottile, parte Sottile che spiazza Maccarrone e porta di nuovo in vantaggio il Giarre a 3 minuti dalla fine. Massimo Sottile esulta insieme ai tifosi gialloblu per questo gol, il 12° del suo campionato, che può essere pesantissimo. Poteva essere una partita sofferta, così alla fine si è rivelata. Il Giarre, nonostante le difficoltà, torna a casa con i 3 punti al termine di una prestazione buona nel primo tempo e migliorabile nella ripresa. Era fondamentale ritrovare la vittoria dopo un pareggio che avrebbe potuto lasciare delle scorie pericolose nella testa dei giocatori. Gli uomini di Saverio Rapisarda hanno reagito immediatamente e lo hanno fatto da vera squadra, mantenendo così il primato solitario in classifica. Il nostro obiettivo da inizio campionato è stato sempre quello della salvezza. È normale che se poi tu ti trovi là sopra, giustamente un pensiero ce lo fai, ma assolutamente non è mai stato nei miei pensieri. Abbiamo creato veramente poco, complimenti a Belpasso che ha fatto una bella prestazione, sono un'ottima squadra e hanno meritato di vincere. Noi ci stringiamo tutti e cerchiamo di migliorare la situazione, perché sono sicuro che di qua a fine campionato ci salveremo e ne usciremo da questo momento difficile. Mancavano 2 difensori, 2 centrocampisti, Richichi che si è fatto male dopo 10 minuti, Santo Musumeci non ne parliamo, insomma sono fiducioso, nel senso io non sono una persona che si abbatte, i ragazzi sono uniti e il gruppo è unito. Partita difficile, in un campo difficile, con un avversario difficile. Poi siamo andati anche sotto di un gol, quindi ancora più complicata la situazione, però la prova di carattere di questa squadra c'è sempre, e infatti io l'avevo detto un po' a suo tempo, perché le mie squadre la caratteristica principale è quella di avere carattere, e oggi l'hanno dimostrato per l'ennesima volta. E adesso
penso di aver superato quel momento di crisi del girone di ritorno che ci può stare in uno spogliatoio dove magari ci sono dei cambiamenti, un momento di squilibrio ci può essere, ma penso che questo momento l'abbiamo superato e adesso l'abbiamo superato alla grande. Era difficile, campo difficilissimo, pioveva, la palla rimbalzava malissimo, però al di là di questo quando gioca su un campo in terra battuta si fa sempre fatica, soprattutto quando si è abituati su un campo bellissimo come il nostro. Siamo andati in svantaggio, però siamo stati bravi, concentrati, sempre sul pezzo e siamo stati intelligenti nell'accorciare subito e recuperare il gol di svantaggio e poi bravi ad andare in vantaggio e poi gestirlo più fino al 90°. È stata una partita difficile, però alla fine abbiamo vinto la partita. Il solito rullo con immagini, risultati e classifiche del campionato di prima categoria chiude la puntata odierna di Penalty, in onda sul canale 19 di TVM Palermo. Grazie per essere stati con noi, ci vedremo la prossima settimana e vi ricordo che questa puntata è anche visibile attraverso la pagina YouTube Penalty Programma Sportivo oppure sulla pagina Facebook Penalty. Grazie per essere stati con noi, ci vedremo tra 7 giorni. La tecnologia e la competenza al vostro servizio. Energy Clima, Technology for Life. Il riscaldamento ed il condizionamento non sono più un problema. Da Energy Clima, servizio, qualità ed efficienza nel montaggio e smontaggio. Ed inoltre smaltimento del vostro vecchio impianto. Energy Clima, soluzioni uniche per il riscaldamento solare e fotovoltaico. Da Energy Clima, le marche più prestigiose del settore. Climatizzazione Fujitsu, Hisense, Baxi, Mitsui, Toshiba, Clivet. Energy Clima, assistenza completa, dalla manutenzione al bollino di verifica della vostra caldaia. Pagamenti con rateizzazione agevolata ed inoltre detrazione fiscale tramite pratica Enea. Energy Clima. Visitate il nostro punto vendita a San Giovanni La Punta in via Montello 7/A. Infoline 095 80 37 031. Energy Clima. Technology for Life. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Nel blu dipinta
nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, velavo, felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre un mondo pian piano sbarriva lontano laggiù. Una musica dolce suonavo soltanto per me. Volare, oh oh, cantare, oh 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 oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.